Bentrovati con la puntata odierna di Penalty ore 13 sul canale 17 di Telerent 7 Gold. Ieri abbiamo parlato soprattutto del turno domenicale del campionato di eccellenza e anche dei due recuperi del campionato di Serie D, mentre oggi riflettori puntati sulle partite che si sono disputate ieri per quanto riguarda il campionato di eccellenza. E partiamo subito con il girone A. Guardiamo subito il rullo dei risultati della classifica settimanale e soprattutto anche del prossimo turno, dato che si ritornerà in campo domenica prossima. E poi a seguire le partite più importanti del mercoledì calcistico nel campionato di eccellenza. Amici sportivi, un saluto da Davide Sardo, benvenuti allo stadio saraceno di Ravanusa, campo neutro per il big match della giornata numero 11 di ritorno in eccellenza girone A, Canicattì Akragas. In campo la capolista e la vice capolista. Il Canicattì che ha virtualmente vinto il campionato, l'Akragas che ha bisogno di punti importanti per confermarsi al secondo posto. Gara che promette spettacolo, si gioca in campo neutro ma a porte aperte, dunque buona presenza di pubblico sugli spalti dello stadio saraceno di Ravanusa, con i tifosi dell'Akragas sistemati in gradinata. Sono attese circa 70 persone, 70 tifosi biancoazzurri a spingere l'Akragas verso la vittoria in questa trasferta vicina ma complicata e difficile. Posta in palio altissima, il Canicattì cerca i punti per arrivare il prima possibile alla matematica promozione con largo anticipo in Serie D. L'Akragas, come detto, cerca punti per confermarsi al secondo posto. Attenzione al Canicattì, palla gol per i biancorossi, palla sul fondo, salvataggio di Arusha, sul tiro quasi a botta sicura di Iraci. Tutto questo al secondo minuto di gioco, angolo per i biancorossi, spinti dal pubblico di casa. Privitera dalla bandierina. Attenzione, tutto solo il numero 10 del Canicattì, Prezzabile, parata di Arusha, seconda palla gol per i biancorossi che sono partiti subito fortissimo. Ottavo minuto, punizione Canicattì sul pallone Privitera, l'uomo ovunque della squadra biancorossa di Lillo Bonfatto. Il fischio di Giordano. Parte Privitera, palla in aria, Arusha con i pugni, allontana la minaccia. Di testa di Mercurio, poi Garufo, lo pressa Pavisic, Cipolla anticipa Guillet e poi strano per l'Akragas. Attenzione alla Vardera, palla per Pavisic, 18° minuto. Ci prova l'Akragas, possesso palla, bianco-azzurro, Piuca, Tuniz. Bene per Finessi, allora Piuca alza la testa, palla per la Vardera, bello per Strano, Finessi, che azione dell'Akragas, Tarantino, cross per Pavisic, salva sulla linea, pettinato, che azione dell'Akragas, mamma mia, che gran calcio dei biancazzurri, riparte in contropiede del Canicattì, attenzione a Iezzi, in campo aperto, Iezzi entra in aria, lo punta Baia e lo ferma, angolo.
25esimo minuto, punizione per l'Akragas. Prestia è pronto a mettere palla nel mucchio, ma accanto a lui c'è anche Piuca. Finta di Prestia, finta della Vardera, parte Piuca, palla sul secondo palo, Tuliz con la testa, attenzione, rete! Ha segnato l'Akragas con Santiago Pavisic, 1-0 Akragas. Si gonfia la rete del Canicattì, ancora lui, Santiago Pavisic, 1-0 Akragas. Previtera, Garufo, 30esimo del primo tempo. Canicattì 0, Akragas 1. Di Mercurio per Iraci, bene Tarantino sulla diagonale. Batti e ribatti, Finessi, bene Piuca, prova a mettere ordine, allora a gamba, Strano per andare. Palla per Finessi, gran passaggio di Strano, che calcio che gioca l'Akragas, mamma mia. Prestia, punta Tedesco, il cross di Prestia, di testa Raimondi, salva il Canicattì. 31esimo, Garufo per il Canicattì. Iraci, punta Tarantino, Iraci si accentra, pallone per Garufo in zona tiro, Garufo, palla imbucata, allora Arusha mette tutti d'accordo. Arusha al rilancio lungo, di testa Tedesco, Pavisic per l'Akragas, poi la Vardera, Finessi, arriva Strano, 36 sul cronometro, insiste l'Akragas che sta giocando un'ottima partita, Tarantino, cross, arriva Pavisic, oh mamma mia, è andata in cielo, palla fuori di un niente, Akragas vicina al 2-0. Prezzabile, Previtera, Iraci si accentra, il numero 7 del Canicattì, Iraci punta Cipolla, pallone per Iezzi, Iezzi contro Baia, attenzione, Canicattì in attacco, Iezzi si incarta da solo, buon per l'Akragas, palla per Arusha, facile facile. 38esimo, Di Mercurio, pettinato, l'Akragas attende il Canicattì, Garufo, alza lo sguardo Garufo, e allora si va da Raimondi, l'Akragas è ben messa in campo, lancio di Raimondi, Baio contro Iezzi, alla meglio il giovane Baio, poi la Vardera, la palla è per Previtera, l'apertura a destra per Iraci che mette giù il pallone, Iraci si accentra, va in zona tiro, Iraci, la conclusione sul fondo, ci prova il Canicattì in questo finale di primo tempo, occhio a Iraci, il cross invitante, poi il gol del Canicattì. Ha segnato Iezzi, un bel gol, il cross di Iraci sul secondo palo, tutto solo Iezzi ha battuto l'incolpevole Arusha. 1-1 al Saraceno tra Canicattì e Akragas, è una bellissima partita. Cipolla, palla lunga per Pavisic, svetta pettinato, poi Strano, attenzione, secondo giallo per Strano, espulso il numero 8 dell'Akragas. Secondo cartellino giallo e l'Akragas rimane in 10 uomini. (45esimo), 2 di recupero, punizione Akragas. Parte Piuca, palla in aria, di testa Prezzabile, rincorre il pallone di Mercurio. Attenzione a Guagliè in campo aperto, il cambio gioco. Baio e poi la Vardera, pallone per Arusha, Arusha salva su Iraci, la palla ancora buona e poi il Canicattì butta via il pallone. Iraci si è presentato a tu per tu con Arusha, Arusha ha salvato l'Akragas. Rimessa con le mani per il Canicattì, non c'è più tempo, finisce qui il primo tempo, 1-1 tra Canicattì e Akragas. In vantaggio i biancoazzurri con Pavisic, il pareggio di Iezzi, Akragas in 10 uomini, espulso per doppio giallo Strano. Rieccoci amici sportivi, bentornati allo stadio Saraceno di Ravanusa, sta per cominciare il secondo tempo di Canicattì Akragas. Fischietto in bocca per Giordano di Grosseto, la Vardera
pronto a toccare il primo pallone, ricomincia la sfida, il big match, Canicattì-Akragas 1-1, lancio lungo di Cipolla, svetta la testa di Raimondi, poi Tuniz. Sesto minuto della ripresa, Arusha, Pavisic bene con la testa, Prestia se ne va in mezzo a due con eleganza e classe. Tarantino, Prestia ancora lui, che giocatore. Tarantino, arriva Prestia in zona tiro, va giù, netto il fallo dell'avversario, ancora nessun provvedimento disciplinare dell'arbitro Giordano Di Grosseto. Settimo della ripresa, punizione Akragas, Piuca e Prestia sul pallone, fischia l'arbitro. Parte Piuca, la conclusione, palla alta di un niente, Akragas vicina al gol. Nono minuto della ripresa, ancora Akragas in attacco, punizione per i biancazzurri, Piuca chiama lo schema, palla sul secondo palo, attenzione Pavisic, anzi Cipolla ha colpito male la palla con la testa, ancora un brivido per la capolista. Decimo della ripresa, fallo laterale per il Canicattì, Privitera, palla in aria, svetta Piuca, palla ancora viva per il Canicattì, sarà ancora rimessa con le mani per i biancorossi di Lillo Bonfatto, ancora Privitera, altra palla in aria, al svetta Cipolla, poi Di Mercurio, palla sul fondo. Sedicesimo della ripresa, angolo Akragas, che con coraggio e determinazione continua ad attaccare. Prestia dalla bandierina, palla sul primo palo, la palla filtra, Tuniz non riesce a buttarla dentro a porta vuota, incredibile. 25esimo, con le mani Privitera, la palla arriva al centro dell'area, attenzione, Baio anticipa Garufo e poi spara sul fondo Iraci. Angolo Canicattì, 26esimo, chiama lo schema Privitera, palla fuori per Di Mercurio, lo stop impreciso e allora Yoboa e poi Baiorano difende il pallone. Ancora Canicattì al cross, attenzione Raimondi, palla fuori, Canicattì vicino al gol con il difensore Raimondi. Punizione Akragas, cambio Canicattì, fuori un infuriato Iezzi, dentro Matera. Per la formazione biancorossa, palla a cercare Di Giorgio. Ancora Di Giorgio, bene, Lavardera in zona tiro, Lavardera la conclusione, Barbagallo in due tempi con il brivido, altra chance importante per l'Akragas al minuto 34 della ripresa. Attenzione, punizione Canicattì, 37esimo della ripresa, da buona posizione Privitera alza il braccio, chiama lo schema, da lì può calciare anche in porta. Due in barriera per Arusha, Di Giorgio e Giovanni Taormina. 38esimo, parte Privitera, palla sul primo palo, attenzione, si salva l'Akragas, fa la palla ancora viva per il Canicattì, fischia l'arbitro. Punizione Akragas. È pronto a battere la punizione Arusha. 94esimo. Parte Arusha, Taormina, poi palla in avanti, attenzione, esce Arusha e anticipa Iraci, palla direttamente fuori. Ma non c'è più tempo, finisce qui una gran bella Akragas. Esce a testa altissima dalla sfida contro la capolista Canicattì, 1-1 il finale. Vantaggio Akragas con Pavisic, pareggio di Iezzi
per il Canicattì, tutto nel primo tempo. Poi l'espulsione di Strano e l'Akragas che gioca per 50 e passa minuti con l'uomo in meno, e Akragas che ha aspirato anche segnare il secondo gol, di riportarsi in vantaggio. Dunque finisce 1-1 al Saraceno di Canicattì, di Ravanusa, tra Canicattì e Akragas. Un saluto da Davide Sardo, risentirci. Mister, oggi chi ha assistito alla gara non è certamente rimasto deluso, un bel derby combattuto da entrambe le formazioni. Una bella partita, piena di emozioni, due squadre che secondo me meritano la prima e la seconda posizione del campionato, due organici fatti bene, due società ambiziose entrambe, una perché la conosco che ci lavoro e l'altra perché ci ho lavorato in passato. E speriamo di vederle al più presto entrambe nelle categorie che meritano. Alla vigilia di questa gara avevi detto che nascondeva delle insidie. Sì, era chiaro, affrontavamo la prima della classe, la più forte, quella con più giocatori incisivi, con più individualità, quella che in ogni caso ha dominato il campionato, forse da dicembre in poi con alcuni acquisti di valore, quindi era una partita piena di insidie come quelle passate e come quelle future. Dopo questo pareggio cosa cambia per la tua squadra? Non cambia nulla, abbiamo l'obiettivo di provare a fare più punti possibile da qua alla fine, chiaramente mantenere il secondo posto che è il primo obiettivo che ci siamo fissati. Come hai visto questo Canicattì, Nicolò? Oggi ha dimostrato di valere la prima posizione, fino al 40esimo credo che la mia squadra abbia tenuto testa a una fuoriserie. Però li ho visti bene, è una squadra che gioca molto bene sulle fasce, probabilmente noi abbiamo fatto fare quello che era la loro caratteristica principale, cioè la ripartenza, lo strappo, e forse si sono trovati un po' in difficoltà per quello, però anche oggi hanno dimostrato di valere la prima posizione. Mister, andando ad analizzare questa gara, è stata un derby combattuto, alla fine finita 1-1, un risultato possiamo dire giusto. Sì, risultato giusto, anche se noi potevamo fare qualcosa in più il secondo tempo, visto che loro sono rimasti in 10, però non posso rimproverare niente a questi ragazzi perché hanno messo impegno, determinazione, voglia. È mancato un po', forse ci è mancato un po' l'ultimo passaggio, però ci prendiamo questo pareggio che ci avvicina ancora di più all'obiettivo finale, quello che ci eravamo prefissati all'inizio della stagione. Un risultato che consente al Canicattì di mantenere invariata la situazione in classifica. Sì, ci consente di rimanere sempre a più 8, anche se abbiamo ancora una partita in meno. Quindi, ripeto, questa partita era importante, cercare sempre di fare bene perché noi le mie squadre giocano sempre per vincere, poi l'abbiamo pareggiata con una diretta concorrente, l'abbiamo lasciata lì dove era. Quindi adesso dobbiamo preparare per arrivare alla matematica. Manca poco, però ci dobbiamo arrivare ancora. Possiamo dire che è mancato qualcosa oggi al tuo Canicattì? Ma che è mancato? È mancato forse la precisione nell'ultimo passaggio, è mancato... cosa non è mancato? Ti posso dire che non è mancato sempre lo spirito, la voglia e la determinazione. In certi frangenti è mancata, ripeto, la precisione nell'ultimo passaggio, è mancata, volevamo forse quando sono loro rimasti in 10, volevamo immediatamente andare in porta per fare gol, però forse dovevamo essere un po' più pazienti a girare la palla e trovare il buco giusto per provarci.
Orribile, ho visto una partita orribile, evidentemente non sono riuscito in quest'ultimo periodo a trasmettere ai ragazzi quello che era il mio pensiero. È vero, ripeto, che noi ci siamo salvati già da qualche giornata ed era l'obiettivo primario della società di quando io sono arrivato, ma è altrettanto vero che avevo chiesto ai ragazzi di continuare a fare più punti possibili, anche se affrontiamo squadre forti, forse anche più attrezzate di noi, che hanno un obiettivo, quello dei playoff, mentre noi forse con qualcuno siamo un po' in vacanza. E mi dispiace questo, mi dispiace, sono amareggiatissimo perché ho visto cose nelle ultime 3 partite che non mi sono piaciute, quindi insomma mi prenderò qualche ora di tempo per riflettere un pochino, perché io di continuare le prossime 4 partite e perdere con tutti proprio non ne ho voglia, quindi questo, partita brutta, non si può giocare una partita come quella di oggi e prendere un gol come il primo che abbiamo preso dopo 30 secondi su un calcio d'angolo, non si può prendere il secondo gol, non si possono regalare contropiede agli avversari, insomma è andato tutto male, ma il responsabile sono assolutamente io, quindi è giusto che io mi assuma le responsabilità e mi prenderò qualche ora per riflettere. Mister, l'assenza di Tarantino e qualche altro, ma anche qualcuno che non era in condizione, tipo Serio che è partito dalla panchina poi è buttato nella mischia, hanno sicuramente influito questa sconfitta? Non mi piace parlare di questo, sono scusanti dei deboli. Oggi tutto sommato alla fine avevamo una formazione più che accettabile per potercela giocare. Sì, Giacchino era stato male e l'abbiamo portato volontariamente in panchina per sfruttarlo magari nel secondo tempo, visto che magari non aveva i 90 minuti. I nostri avversari ci hanno aiutato nel rimetterci in gioco a fine primo tempo. Con questo autogol siamo andati su 2 pari, però non basta, sono scusanti, non mi piace. Ivan sicuramente è un giocatore importante, ma siamo in 24-25 e si poteva fare sicuramente di più. Ma noi siamo così, ci complichiamo la vita da soli. L'unica cosa positiva è che oggi abbiamo fatto 6 gol, quindi è una cosa già positiva. Di solito ne facciamo 1, ne facciamo, oggi ne abbiamo fatto 6, 4 dell'avversario e 2 nella nostra porta, quindi andiamo migliorando. A parte gli scherzi, c'è da dire che abbiamo iniziato la partita benissimo, 2-0 nell'arco di 15 minuti, quindi tutto deve venire in discesa, no? Ma la squadra giocava molto bene. Giocava molto bene, però noi possiamo così, perché guardavo e dicevo già in panchina stiamo calando un po', stiamo rallentando. Man mano che dicevo questo andavamo peggiorando le cose. Mi sgolavo, ma non ascoltavo perché ormai si sentivano sicuri della partita, ma non è così. Le partite vanno giocate 95 minuti, vanno giocate fino alla fine, dobbiamo essere più maturi a gestire il risultato. Noi siamo poco maturi, dobbiamo crescere da questo punto di vista. Poi siamo stati bravi a recuperarla, non lo so, forse c'è stato qualcosa nello spogliatoio, non lo so, forse mi sono sgolato più di tanto, sono forse innervosito veramente tanto, però dico, stiamo buttando un sogno nostro, costruendolo giorno dopo giorno, stiamo distruggendo da soli.
è impossibile. Quindi dico solo mancano 5 gare, cerchiamo di crescere mentalmente, giochiamo da squadra e non pensiamo solo a noi stessi, è quello che mi fa rabbia a me, perché io guardo le cose, conosco dei giocatori, a volte delle cose che non mi piacciono, comunque alla fine l'abbiamo recuperata, i rivocati, però dobbiamo sempre prendere esempio di quello che facciamo. È un peccato oggi perdere questa occasione, dati i risultati che arrivano dagli altri campi, è veramente un peccato. Cioè, ogni domenica sempre ce la dobbiamo andare con la mano in bocca, e tanta mano in bocca va a finire che si sta vedendo a tutto un po' di vite. Quindi dico, cresciamo, perché cresciamo, siamo coraggiosi, siamo più umili nella gestione della gara, nella gestione della partita. Quindi dico soltanto che se noi riusciamo a crescere stupido in fretta perché c'è poco tempo, allora forse questo sogno lo possiamo realizzare. E Favara mi dicono che ha perso 3-0 in casa. Io avevo fatto la scommessa con i miei calciatori e avevo detto che il Mazzara vinceva a Favara, i calciatori mi guardavano e ho vinto 200, uno ho vinto con Giardini e uno ho vinto con Trista. Perché lo so, me lo sento, quando le cose me le sento, che quando ci sono gli altri allenatori che sono preparati, come quello del Mazzara che è preparato, che viene a guardarti la gara, sicuramente si è fatto l'idea, l'ha vista da Dio. E io dicevo ai miei giocatori, il Mazzara vincerà. È stato così, mi fa piacere che vince, tanto ci danno ancora una mano d'aiuto a noi. Quindi io, ma tutto sommato, però, a prescindere da quello che fanno gli altri, il nostro futuro dipende solo da noi. Diciamo che più che altro ha influito forse l'espulsione di Bossa all'inizio, dando un gol così mentre la palla, difesa schierata, la palla l'abbiamo noi, può spezzare le gambe anche alle squadre come le nostre. Non c'è stato quella lucidità che si ha nelle partite del Pro Favara di quest'anno. Veniamo da una gara importante di domenica scorsa dove i ragazzi hanno giocato veramente bene, quindi andare a fare 30 partite tutte allo stesso livello non saremmo qui a parlare. Oltretutto c'è stata la volontà di qualche giocatore che c'era qualche piccolo problema muscolare, quindi il mister ha dovuto schierare e cambiare qualcosa. E naturalmente è una squadra che gioca da 8 mesi, siamo in un certo tipo di gioco e si è trovata in difficoltà. Poi ripeto, l'espulsione di Fabio è stata una nostra ingenuità, però tanti fattori, le partite si possono perdere, si possono anche in questo modo, chiaramente a noi fa male, ma il campionato non è finito per noi, ancora ci sono 4-5, non mi ricordo quante partite ci sono, e anche per gli altri ci saranno altre partite, magari non può andare sempre tutti bene. A noi è andata bene fino ad oggi e quindi ce la prendiamo questa sconfitta, magari ci mettiamo in testa che dobbiamo dare sempre il massimo, abbiamo dato fino ad oggi, perché i complimenti possono fare bene ma a volte possono anche un po' fermare, diciamo, l'andamento del periodo, perché abbiamo avuto tanti complimenti. Oggi onestamente non si è visto quello che hanno fatto in queste ultime partite. Ma no, è stata una partita circondata da situazioni e episodi negativi, a cominciare quello di ieri, quando abbiamo saputo
la tragica scomparsa del nipote di Restivo, Antonio. E quindi questa notizia ci ha abbattuti. Ieri non sono riusciti a fare l'allenamento che volevamo e in partita mi sono accorto oggi che la squadra era spenta, eravamo spenti, probabilmente c'è stato qualcosa che ci ha turbato. Al di là della partita, proprio della prestazione della gara, che poi si può parlare da qua a dopodomani. Quindi sicuramente sta squadra ragazzi, è una squadra fatta di ragazzi giovani molto sensibili, a cominciare dal capitano, anche se ha la sua età, però vederlo piangere e soffrire ieri ci ha commossi tutti, e questo probabilmente è stato uno dei fattori per la quale oggi non siamo mentalmente scesi in campo a fare la partita. Dispiace, mi prendo la responsabilità e la colpa è mia perché probabilmente non ho saputo leggere neanche io quella che praticamente poteva essere la partita iniziale, con chi, però poi col senno del poi, voglio dire, Real Madrid ha perso 4-0, 5-0 con il Barcellona in casa, voglio dire, con le dovute proporzioni, voglio dire, si può perdere nell'arco di un anno una partita dove praticamente tu non ci sei sotto ogni punto di vista. Poi si ci mette anche l'arbitro che ci ha cacciato senza noi che avessimo fatto un fallo, ci ha cacciato 2 calciatori, quindi sia Bossa che Fallea, probabilmente domenica, sabato non saranno per la gara, quindi una maggiore diciamo condanna che non è giusto. Quindi purtroppo vedi alla fine anche il palo di Benevegni. Oggi se avessimo giocato fino a credo dopodomani non avremmo fatto gol e la partita si sarebbe incanalata in quel senso. Il nostro campionato adesso per noi mancano 5 partite, perché domenica ci hanno rinviato la partita col Marsala. Per noi non cambia, cioè noi cerchiamo di arrivare a fine campionato nel miglior modo possibile, cercando di fare più punti possibili. E poi l'obiettivo della nuova società era questo, quello di centrare la salvezza quest'anno. In più è venuta una finale di Coppa Italia inaspettata, e ce la siamo giocata bene con Ragusa, anche se abbiamo perso. E poi vedremo appunto come la società, penso che voglia mettere le basi per un futuro importante.
Una partita che i valori in campo l'hanno rispecchiato, no? Ragusa squadra da primato, squadra prima in classifica di grande qualità. È chiaro che per ostacolare e contrapporre una Ragusa di qualità ci voleva un Gallentini con grande motivazione. Oggi l'abbiamo avuto, abbiamo dimostrato di tenere testa a una grande squadra. Credo che il pareggio sia sacrosanto, non possiamo o non si può rammaricare di qualcuno di quello che è il risultato. Pareggio giusto, i ragazzi hanno dimostrato di avere fame fino alla fine, stiamo onorando la maglia, stiamo onorando il campionato come è giusto che sia e come è giusto che le altre squadre hanno fatto nei nostri confronti. Il Gallentini ha giocato la sua onesta partita come è giusto che sia, senza rinunciare a niente e a qualsiasi cosa. È chiaro che davanti avevamo una grandissima squadra, quindi non sono primi per caso, non sono lì che secondo me praticamente hanno già vinto il campionato, quindi è normale che si soffre, è normale che loro devono venire su a pareggiare, è normale che loro volevano vincere, però ricordiamoci che c'è la Ragusa, squadra che in questo momento insomma merita la posizione che ha. Sicuramente ci mancava vincere, oggi ci siamo riusciti, quello che mi fa piacere più che altro prima dei 3 punti è stata la voglia che tutti abbiamo avuto di aiutare il compagno
diciamo, di dare qualcosa in più che in queste ultime giornate magari ci mancava. Quindi sono contento sicuramente per i 3 punti, però ancora di più perché ci siamo aiutati l'uno con l'altro e per finire al meglio questo campionato, che non è andato come speravamo, è fondamentale. Senti, hai avuto una buonissima occasione per sbloccare il risultato, in quel caso è stato anche molto bravo il portiere avversario. Eh sì, io ci ho provato, il portiere è stato molto bravo. Magari in questo girone di ritorno la fortuna non gira dalla mia parte, però diciamo che quello che è fondamentale è che dopo ogni partita è avere la coscienza pulita con se stessi e pensare di aver dato il massimo per la maglia, che è una maglia veramente importante per la società, per la gente e anche per me stesso, perché così uno torna a casa e diciamo sta sereno anche quando i risultati magari non girano. Ripartono gli stage formativi firmati Ajax Catania dopo la carrellata di eventi che hanno contraddistinto la parte finale del 2021 e ripartono lì dove erano iniziati nello scorso autunno, dalla scuola portieri Mario Russo e dal Pinea, nota struttura di tennis e di calcio operante nell'Interland Nord di Catania, dove si è dato vita a una seduta di allenamento per gli estremi difensori tenuta da Antonio Della Corte, allenatore UEFA B e preparatore portieri dilettanti e giovanili. L'attacco palla è il pane quotidiano fondamentalmente per quello che concerne il ruolo del portiere. L'uscita al contrasto è una disciplina un po' più complessa, bisogna fare dei lavori molto propedeutici, a partire dall'ABC praticamente, per poi farli arrivare ad un grado di difficoltà dove riescono a gestire le eventuali situazioni. Ammiro molto da parte dei giovani chi sceglie questo ruolo, perché è facile confondersi nei 10 che scendono in campo, ma il ruolo del portiere lo conosciamo benissimo ed è solo, è singolo ed è un mondo tutto a sé. In particolare lo stage è stato incentrato su 2 temi importanti dell'attività di un guardiapali, l'attacco alla palla e l'uscita a contrasto. Sotto esame i portieri della scuola Mario Russo, a cui si sono rivolte le tecniche di allenamento, divise tra un primo momento analitico e un secondo momento situazionale. Ad assistere all'allenamento i componenti AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori, nello specifico sezione provinciale di Catania presieduta da Lucio Tosto, che sta proseguendo l'obiettivo di proporre una variegata offerta di stage formativi, come si è visto già alcuni mesi fa. Abbiamo ricominciato il nostro lavoro, che è quello sul campo principalmente, quello che amiamo fare noi, ora che il Covid un po' ha allentato un po' la morsa. Abbiamo iniziato già il giro a trovare gli allenatori delle scuole calcio, dei settori giovanili, siamo stati a Real Catania, siamo stati già a San Giorgio e oggi è la volta del preparatore dei portieri, con un personaggio, un addetto ai lavori, un preparatore che non devo presentare sicuramente io, di tutto rispetto, come Della Corte, che è venuto da Trapani per fare questo stage e questo, dietro di tutta questa organizzazione c'è l'impegno di Mario Russo. Infatti siamo qua alla scuola calcio Mario Russo, che in collaborazione con l'AIAC ha organizzato questo stage, ripeto, di grande livello, dove ci aspettiamo che vengano altri preparatori per vedere il lavoro che fanno anche altre persone di altre squadre come Della Corte, perché io penso ci sia sempre da imparare da tutti. Quindi noi proseguiamo nel nostro lavoro come AIAC in tutte le specialità. Già abbiamo in programma dei lavori anche
a lunga gittata come quello là che sarà per i beach soccer, per i preparatori atletici. Stiamo iniziando a programmare la stagione, anzi l'abbiamo già programmata, e questa è una tappa molto importante per noi perché è molto seguita, quella là dei preparatori dei portieri. Senti, il vostro occhio rimane sempre vigile su quella che è la professione dell'allenatore. A che punto siamo? Vengono rispettate certe regole che voi chiedete che vengano rispettate? Ma purtroppo dove c'è l'uomo c'è sempre l'inganno. Noi puntiamo, facciamo conto che l'etica delle persone faccia sì che non si violino il regolamento. Noi siamo vigili, stiamo attenti, cerchiamo di andare a vedere quelle che sono le irregolarità. Chiaramente non siamo dei poliziotti, quindi possiamo solo segnalare eventuali irregolarità, però devo dire che rispetto ad altri anni ce ne sono molte di meno. Noi cerchiamo di tutelare il ruolo, quello dell'allenatore, che è molto ma molto importante, che è fondamentale nel calcio, e poi soprattutto lavoriamo per la crescita tecnica di tutte le specialità, quindi anche calcio femminile e tant'altro. Ripeto, abbiamo già programmato l'annata e quindi di settimana in settimana andremo a visitare, soprattutto perché abbiamo un occhio particolare per i settori giovanili, dove è molto importante il lavoro che fanno gli allenatori, perché sono anche degli istruttori, e quindi là siamo molto attenti, là non transeggiamo, perché è un lavoro che va fatto sui ragazzi, dove si inizia una crescita non solo dal punto di vista calcistico ma anche dal punto di vista umano. Grazie al mister Lucio Tosto, che non finirò mai di ringraziare, a lui come presidente provinciale e tutta l'equipe, l'entourage, che mi sta permettendo di fare ed esprimere quello che ho sempre voluto, cioè praticamente il settore allenatori e portieri è stato come sempre una casella da spuntare per quanto concerne le società dilettantistiche, soprattutto per le scuole calcio, e mai nel passato ci sono stati degli aggiornamenti. Allora questo mio progetto che ho espresso al Presidente e mi sta permettendo appunto di metterlo in atto è quello di cercare di fare questi stage formativi con vari allenatori professionisti e non, ed invitare quanto più colleghi possibili per vedere anche le varie metodologie. Abbiamo poche squadre nei professionisti, se non il Catania, il Palermo, adesso il Messina, ma stanno un po' diciamo arrampicandosi, perché comunque l'aspetto economico fa tantissimo e si vede non solo nel calcio. I settori giovanili professionistici non stanno mettendo a disposizione. È più facile che trovi qualche talento in un buon settore giovanile e non nei professionisti. Abbiamo dunque concluso la puntata odierna di Penalty ore 13 sul canale 17 di Telerent 7 Gold. Ci vedremo martedì per il consueto spazio integrale sul canale 78 di Gold 78 e poi di nuovo in onda il mercoledì ed il giovedì tra le 13 e le 14 sul canale 17 di Telerent 7 Gold. Grazie per essere stati con noi, appuntamento a martedì. È l'appuntamento più importante del calcio dilettantistico siciliano. Sarà la 9ª edizione. Vi aspettiamo ai Penalty Awards 2022.